Andiamo avanti con la seconda parte. Facciamo circa un'oretta, visto che ho un attimo di tempo. Mi raccomando. Allora, mi raccomando, stavo per dire, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete. Eh, Continua. Negli episodi precedenti? Va bene. Se volete vedere tutta la storia completa, con tutti i video e tutto quanto, andate a cercarlo, sono nella playlist. Trovate sia il Resident Evil Revelation 1 che il 2. La regia Solis. Tempo scaduto, temo. Un'operazione di soccorso è impossibile. Chris sta viaggiando per mare. Non arriverà in tempo. Chris, sta bene? Non c'è tempo per le spiegazioni. Farò il possibile per fermare l'attacco. Chiudo. Merda. È il giorno peggiore della mia vita. È il tuo giorno peggiore della vita finora. Qua mi segna qualcosa, ma non ho capito cosa. Qui Jackass, il capo mi ha aggiornato sulla situazione. C'è solo una cosa che potete fare. Confondere il sistema di puntamento del satellite. E come diavolo facciamo? Conosco quella nave come le mie tasche. Troverò una soluzione. Per ora tornate dentro. Mi farò risentire presto. Beh, dobbiamo andare per di qui. Allora adesso. Dovrei provarlo a farlo senza mai morire, che lo prendo anche il trofeo, però. Dannazione, si è fermato. Vabbè, la pazienza, andiamo avanti per di qua, stesso noi. So cosa dovete fare. Userete l'APR. L'APR. C'è un drone su questa nave. Già, la Veltro l'ha usata l'anno scorso per i suoi attacchi. È in un container sul ponte di prua. L'APR lancia delle pagliette antiradar che mandano in tilt il sistema di puntamento del satellite. Ok, allora andremo subito sul ponte di prua. Sbrigatevi, qui Quint, chiudo. Vai al ponte. Dunque dobbiamo andare là. E come si fa ad andare là? Chi è che si ricorda? Intanto dobbiamo andare giù. No, qui si va su. No, no. Noi dobbiamo andare giù. Non funziona. Che novità. Allora. Andiamo le scale. Allora. Sì, capisco. Farò il possibile per fermare la regia. Devo andare. Volete vivere o morire con la Veltro? Andate sul ponte di prua. Io farò il possibile qui. Vabbè, grazie per avermelo detto. Raymond. Come faceva a sapere cosa volessimo fare?
bestiacci lì. Sono anche per di qua, mi sembra. No, non c'è niente. Molto bene, dai. No, non c'è niente, bene, via. Oh, duri a morire anche. Allora. Questo lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui. Molto semplice, facile e veloce. Punte. Però prima voglio, visto che abbiamo la mitica tessera della vetro, sarebbero anche tutte le altre. Bombe a mano, niente, via, fuori. Appena in tempo. Mi hai fatto male. Non mi ricordavo che ce ne fossero così tanti. Finalmente. Non me ne ricordavo così tanti, dico la verità. Laggiù, per fortuna. Va bene. Tanto salva da solo, quindi si va via tranquilli.
Siamo pronti. Ok, i comandi a distanza sono nella stiva della nave. Dal ponte laterale passate alla stiva. Potevi dircelo prima. Ma che cavolo. No, allora niente. Allora adesso dobbiamo andare a sotto là, dobbiamo andare. Ah. Se chiede perché ho... Ho calcolato quanto tempo avete. Vi mando i dati. Ma ce la faremo. Non abbiamo tempo. I mostri. Corri, Jill. Non rallentare. Jill, la situazione si sta surriscaldando. Surriscaldando. Parker, abbiamo pochissimo tempo. Ti muovessi. Sì. Comodo il lanciamissili No, per carità. non abbiamo tempo. Ma andiamo, non vorrei morire qui. Fa presto, non c'è più tempo. Dobbiamo andare sotto là. Ah, ma ci mancava questa qua a rompere le balle, vero? Dove sono i comandi a distanza?
ai comandi. Avanti, fai il tuo lavoro. Da questa parte qui le lascio. Un piccolo tsunami. Adesso c'è tutta la parte Negli episodi sott'acqua, precedenti o di sbaglio? Resident Evil Revelations. Ha trovato la Quinzeno. Sì, va bene. Tutti in pericolo, molto bene. Che ce la facciamo? Sì. Tirando via tutti i filmati. Non credo. No. No, io volevo capire. Ah, eccolo, olla. È chiusa dall'altra parte, io dove devo andare, scusa? Per le scale? L'acqua si sta alzando. Non dobbiamo uscire di qui. Ho capito io che bisogna uscire, ma non mi ricordo dove. Scusa un attimo, ma... Lampada di qui,
caccerà. Vabbè, andiamo giù allora, andiamo sotto. Prendiamo aria e via. Ehi Chris, Vermilion, Parker, Jill, ascoltate bene. La nave è spacciata. Ma non possiamo permettere che il virus attacchi gli oceani. Io e Jessica siamo diretti alla Queen e Zenobia. Tenete duro. Vi contatteremo presto. Non morite lì dentro. Passo. La strada dovrebbe essere giusta. Riprendiamo aria, vai. Dovrebbe essere, credo, quello di qui. Aspetta che riprendo aria, vai. Accidenti. Mi sto perdendo. Da qua dove eravamo prima. Siamo ritornati indietro. No, devo andare a fare l'altra parte. Speravo che mi andasse bene. Allora, perdi qua.
No, non è neanche qui. Ah, dobbiamo ritornare su. Sì, ma per ritornare su. Niente. Deve esserci la soluzione qui in giro da qualche parte. Devo solo. Intanto vado a riprendere aria. No, non è neanche per di qui. Ma dove devo andare allora? Me lo spiegate? Ma non me lo ricordo, Non me lo ricordo. Ah, eccolo. Cosa girare, ho capito. Se non ce n'era uno. Qui Chris, voi due state bene? Chris, sì, noi stiamo bene, ma la nave sta affondando. Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua. Ricevuto, ti aspettiamo. Ok, a presto. Chiudo.
Un altro tuffetto. Certo che l'agilità che ha con quei lanciarazzi lì è unica al mondo. Sentito. Là. Ho fatto schifo col tempo perché ovviamente mi sono perso, però per il resto dai. Sono davvero noiosi questi tentacoli. Perché non abbiamo usato l'elicottero, Chris? Perché il laser del satellite affretta le componenti elettroniche. Fantastico, è peggio di un blackout. Ma quante ce ne sono? Mira bene, quelle cose non mollano. Facciamo il giro, reggiti! Troviamo un punto per abbordare la Zenobia. Siamo stati anche bravini, dai. Potevo fare di meglio, Più che altro mi sono accorto tardi che avevo anche il lanciagranate incorporato. Così è stata tutta opera di Rain. Credo che abbiamo sentito solo metà della storia. Ci sono aspetti di questa missione che non mi sono chiari. Jill, non di là. Troviamo il laboratorio. Scusa, vabbè. Il laboratorio è da basso, giusto? Sì. Sta attento.
L'acqua è piena di infetti. Ricevuto. Non c'è uno senza due. Facciamo tre allora. È meglio che vada a prendere fiato, va. C'è una porta da qualche parte. Deve essere quella là allora. No. Qui si vede la scheda della vetro, vero? Io avrei bisogno di respirare. È poco più avanti. Usa questa. Ho trovato quella chiave sulla Semiramis. Le navi sono uguali, il laboratorio è da questa parte. Cercheremo di velocizzare il tempo che abbiamo perso con il nostro amico lanciamissili, perché registrazione impronta digitale. Registrazione impronta digitale completata. molto bene. Bene, andiamo fuori.
Accedere alla stanza di sterilizzazione uno alla volta. Ho una esca, molto bene. Decontaminazione in corso. Attendere. Adesso qui dovrebbe arrivare un simpaticone in teoria. Ma che? Ovviamente arriva da me, ovviamente. Emergenza. Non preoccuparti, sto bene. Non mi ricordo mai se ci sono mostri o cosa. Dai che ce la facciamo, dai. Perché nascondere laboratori su una nave da crociera? È una buona copertura. Chi può sospettare? Non hai torto. Speriamo di riuscire a scoprire cosa stia succedendo. È che in un'oretta ce la facciamo. Il virus deve essere in quest'area di ricerca. Così Spero, questo se è no il segreto faremo in dello 3 zoo. parti. Negli episodi precedenti di Resident Evil... Aspetta, c'è vero la parte. Mi sa che non ce la facciamo oggi. Ok, troviamo quel computer. Lì c'è un'area non ancora esplorata. Spero solo che abbia un processore potente. Sarebbe perfetto. E ce la facciamo, dai, con calma. È un'arma bioorganica. Sapevo che c'entrava la Veltro. Il punto è stato così. Cosa? E chi se ne frega? Spara e basta! Oh, duri a morire, C'era qualcuno che non volevano tra i piedi se la Veltro fosse tornata. Così hanno fatto questo casino. No, non è il momento per le teorie cospirazioniste. Andiamo su un po' di bombe. Via.
Lanciamissili. Ma quello è un MB-28 in carne e ossa. Grinder, è quello che ho sempre voluto. Ti butti sui gadget come una mosca su una merda di cavallo, è solo un computer. Ok, mettiamoci al lavoro. Cosa diavolo? Non succede niente. Cosa hai fatto, Quint? Non è colpa mia, ho bisogno di più potenza. L'MB-28 consuma un casino. Deve esserci un generatore qui intorno, mi serve. Ok, tu resta qui a fare due chiacchiere con la tua fidanzata. Ecco fatto. Spero che questo mucchio di ruggine funzioni. Non c'è abbastanza energia per caricare l'MB-28. Ci sono altri generatori? Ecco il secondo, vai. Bene, potenza al massimo, avvio l'analisi. Allora, trovato niente? No, prima devo decodificare gli algoritmi di crittografia. Ma con la mia piccola MB-28 sarà questione di qualche minuto. La parola. Grinder! Ci sono, lasciate fare a me. Merda! Li abbiamo avuti sempre alle calcagna. La FBC non ha gradito il mio accesso. L'FBC? Di cosa stai parlando? Sto violando i loro server segreti. Li ho trovati indagando su internet. Ma l'attacco di nuovo sono coinvolto. Ti sto dicendo la verità. Dammi tempo per scoprire tutto. Quanto manca ancora? Vediamo, ha completato solo il 28%. Certo che la tua fidanzatina è proprio dentro, quindi. E ti pareva. Oh no! No, 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 no! Che c'è adesso? La velocità di buffering scende, uno dei generatori deve essere andato. Quint, ha funzionato? Puoi lavorare? Sì, è tutto a posto, grazie. Siamo al 54%. Ok, ora giochiamo per vincere. Tanti nemici oggi. Grazie per la segnalazione, Capitano Oppio. Si sono accorti che cercavo di entrare nel sistema. Tienili lontani. Lo farò, ma ricordati che mi devi un favore. Quanto manca ancora? Qui c'è un casino pazzesco. Ha appena superato l'80%, ci siamo. È un altro mostro invisibile. Tienigli gli occhi addosso. Questo basterebbe a far piangere un uomo. Noi qui abbiamo accidenti.
vedercela coi nemici. Giusto, non devono avere questi dati. Buona fortuna. Grazie, ne ucciderò qualcuno per te. E tieni quel genio nella bottiglia finché non torno. No, sono morto. Dovrò utilizzare un po' di più le bombe. Bene, potenza al massimo, avvio l'analisi. Allora, trovato niente? No, prima devo decodificare gli algoritmi di crittografia. Ma con la mia piccola MB28 sarà questione di qualche minuto. Grinder! Ci sono, lasciate fare a me. Li abbiamo avuti sempre alle calcagna. La FBC non ha gradito l'accesso non autorizzato. L'FBC? Di cosa stai parlando? Sto violando i loro server segreti. Li ho trovati indagando sull'incidente, ma l'attacco dimostra che sono coinvolti. Ti sto dicendo la verità. Dammi tempo per scoprire tutta la storia. Certo che la tua fidanzatina è proprio lenta, quindi. C'è adesso? La velocità di buffering è uno dei generatori che non sei andato. Quindi ha funzionato? Puoi lavorare? Sì, è tutto a posto, grazie. Siamo al 54%. Ok, ora giochiamo per vincere. Tanti nemici oggi. Grazie per la segnalazione, Capitano Ovvio. Si sono accorti che cerchiamo di entrare nel sistema. Tienili lontani. Lo farò, ma ricordati che mi devi un favore. Quanto manca ancora? Qui c'è un casino pazzesco! Ha appena superato l'80%, ci siamo! È un altro mostro invisibile! Tienigli gli occhi addosso! Cioè, sta attento! Merda! Questo basterebbe a far piangere un uomo! Fatto! 100%, baby! Era ora, ma dobbiamo ancora vedercela coi nemici. Giusto! Devono avere questi dati. Buona fortuna! Grazie, ne ucciderò qualcuno per te. E tieni quel genio nella bottiglia finché non torno.
Ce l'abbiamo fatta? Ok, ora possiamo guardare questi dati. Pronto? Dai, ce l'abbiamo fatta. È stato un po' difficile, ma ce l'abbiamo fatta, vabbè. Dobbiamo evitare che il virus esca da qua. Lo so, il sistema di controllo sarà nel laboratorio. Chris! Hai ragione. Non si apre perché? Ah, devo andare per di là magari. Tutta roba per allungare il brodo. Comunque va bene, dai. Non ce l'ho neanche, cioè ce l'ho la Magnum, però non l'ho mai utilizzata. Penso che sia il sistema di controllo. E funziona? Serve una password per attivare l'agente neutralizzante. Ok, controllo il laboratorio, vedo cosa riesco a trovare. Va bene, devo capire come funzionano i controlli. Ho forzato il codice della porta, la sto aprendo. Attenta lì dentro. Lo sarò, puoi contarci. Farò il possibile. Allora, che strada devo fare? Ecco, sta roba qua ci ho messo, non mi ricordo quanto tempo a capire. Scusa un attimo. No.
attenta. Chissà con che armi biologiche abbiamo a che fare. Ah, devo... va bene. Sì, hai ragione. Ah, devo prendere il coso là prima. Chris, non crederai a quello che ho appena saputo. Dietro gli attacchi su Terra Grigia c'era Morgan Lansdale, della FBC. Allora era questo che voleva dirci Raymond. Così pare. Ho solo delle prove circostanziali per ora. Nulla che possa servire a inchiodarlo. E incastreremo anche quello. Download dati in corso. Attendere. Download completato. Molto bene. Abbiamo il codice, adesso ritorniamo di sopra. Jill! Rispondi, Jill! Mi senti? Rispondi, mi danno azione! Questa è un'emergenza! Torna subito qui! Jill, stai bene? Mai stata meglio. Per ora. Jill, Ho la password. ottimo lavoro. Ora neutralizziamo quel virus. Autorizzazione confermata. Programma di neutralizzazione del virus avviato. Molto bene. Ben fatto, BSA. Le vostre attività sono state illuminanti. Morgan Lansdale. Sapevo che O'Brien e il suo fedele Raymond stavano ficcando il naso nei miei affari, ma non avevo messo in conto un vostro coinvolgimento. È stato il mio unico errore. Allora è stato lei. Lei ha attaccato Terra Grigia. Jill, attenta! Ora avrò occasione di rimediare i miei errori. Siete clandestini a bordo della Queen Zenobia. Spero non vi dispiace. Buona giornata.
Niente, per questi qua ci vuole roba. Neutralizzazione del virus completata. Non potevo aspettarmi niente di meno dal duo che ha sconfitto la Umbrella. Ma adesso avete finito di giocare a guardie e ladri. Comprenderete la gravità della situazione, che mi spinge a comparire personalmente. Ho una grande debolezza. Ho paura delle cose, anche le più piccole. E devo eliminare anche la minima imperfezione. La BSAA, mio caro direttore O'Brien, tutta la sua organizzazione, non crea altro che guai. Non pensavate certo che vi avrei permesso di ficcare il naso liberamente? Non prendiamoci in giro. Guardate, il vostro destino è nelle mie mani. Ok. La Queen Zenobia. Molto bene, dai. Oh, mi raccomando, ricordate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, che mi date supporto. Negli episodi precedenti. Adesso dove dobbiamo andare? Sviluppo. Non coglie mai segnali. Che rincoglionito. Forse è già occupata, Jessica. Sì, certo. Allora possiamo cominciare? Certo, non è la nostra prima volta all'inferno. Niente di nuovo per noi. Già, come ai vecchi tempi. La vecchia FBC. Allora, qual è il piano? Andiamo sul ponte, attiviamo le paratie e preghiamo che la nave non affondi. Ora che è tornata la corrente, forse si può accedere al sistema di manutenzione. Ok, meglio separarci allora. Devo prima controllare una cosa. Ok, d'accordo. Ci vediamo sul ponte. Allora, per andare sul ponte dobbiamo andare là in cima noi. Se non ricordo male, per andare sul ponte siamo andati qui. C'è già la terza, quarta volta che passiamo su sto Qui punto. O'Brien. Raymond ti ha detto tutto? Sì, capo, mi ha detto tutto. Allora sai cosa devi fare. Qui O'Brien, chiudo. Sì, capo, lo so. Ma non hai 3 armi, no? Bombe o solo queste qui? No.
un tipo nuovo. Maledizione, queste creature arrivano sempre nei momenti peggiori. Ah, ma riescono a toccare nella porta. Facciamoci un giretto anche di sopra, vediamo se c'è un'erba, per esempio. No, devo andare sul ponte. Non è il caso di perdersi. Ma che perdersi, stiamo solo facendo un giretto. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta, dai. Aspetta, qui ci sono già passato prima, vero?
Ah, non mi lascia, oh, niente. Ma non è qui. No, devo andare di sopra io, no, qui. Accidenti. Ho sbagliato proprio direzione. Non posso perdere tempo. Devo andare sul ponte. Devo andare al punto di comando io. Parker, dove sei? Sono quasi al ponte. Io sono già qui. Comincerò ad abbassare le paratie. Hai fatto presto. Sei tu che sei lento e mi devi un'altra cena. A proposito, non ti ho mai offerto il drink che ti avevo promesso un anno fa. Non importa. Vorrà dire che ti sdebiterai di tutto in una volta sola. Ok, d'accordo. Non muoverti da qui, torno subito. Ferma. Per il tempo. Un altro quarto d'ora dopo devo fermarmi per forza. Chris! Giusto, la prima cosa è uscire da qui. Qui è Trick, Kirk al vostro servizio. Sono in stand-by sulla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua. Sbrigatevi, non c'è molto tempo. Ripeto, qui è Trick. Jill, il ponte di prua è di qua. Certo che Chris un po' di delicatezza, non sai neanche che cos'ete. Le esplosioni sono iniziate, non c'è più tempo. Io salto di sotto. Jill, di qua! Chris! Sto bene, non riesco a passare. Cercherò di fare il giro e risalire da te. Parker! Oh. Ciao, Jill. Ce la fai ad alzarti? Grazie, Jill. Jessica mi ha sparato. Lavora per Morgan. Jessica?
Di qua non possiamo passare. Merda! Non possiamo spegnerlo o qualcosa! Dannazione! Non ti montare la testa! Chris, ti spiegherò dopo. Ora dammi una mano. Ricevuto. Vado avanti io. Segui. Raymond, mi dispiace. Avrei dovuto fidarmi di te. Chris, forse no. Sì, lo so, ma non abbandoniamo nessuno. Ah, mi sto rallentando. Maledizione. Vai, andiamo avanti, dai. Facciamo prima. Avvio controllo alla rovescia per la sequenza di autodistruzione. No, non c'è più tempo. Ci siamo quasi, Chris. Andiamocene. Qui Kirk, state bene? Mi dirigo verso il ponte di prua, presto! Ah, forse dovevo schivarlo. La madonna.
Oh, tutti li ho beccati, Negli episodi... Ripeto, mi è impossibile avvicinarmi. Potete eliminare quella cosa. Mira i parassiti, sono il bersaglio. Vuoi farmi credere che quel culone è controllato da un parassita? Maledizione. Sì, funziona. Vi ho buttato giù delle munizioni. Siete stati incredibili. Vi butto giù una scala, salite! Bene, spariamo a manetta. Da qui non possiamo colpirlo, più vicino. Non posso, troppi cattivoni. Ha ragione, fidati di me. Ok, d'accordo. Tenetevi forte. Prudenza, attenzione!
Acceso. Sai come trattare le ragazze, Kurt? Mira alla bocca. E la storia della Zenobia finisce qui. Sono io. Che succede? Ce ne andiamo. Abbiamo perso Parker. Jessica ha distrutto l'intera nave. La FBC, o meglio, Morgan, è sempre stato un passo davanti a noi. Sì, capisco. Non lo sopporto, ma potrebbe essere uno sbaglio. Un mio sbaglio. Parli chiaro con noi, O'Brien. E non trascuri niente. D'accordo. Tutto è cominciato un anno fa. Proprio lì, a Terra Grigia. Bene signori, allora io mi fermo qui, facciamo, sì dai, che è questo qua. E niente, ci vediamo alle prossime live. Grazie per la visualizzazione, grazie per chi si è iscritto, dopo guardo al prossimo episodio da Joker Gaming.